innanzitutto l'espressione della mia partecipe solidarietà al dolore dei familiari di 4 valorosi operatori che hanno sacrificato la loro vita nello svolgimento del servizio che con passione e dedizione prestavano sistematicamente a tutela dei cittadini e degli amanti della montagna. Sono particolarmente lieto di essere qui per partecipare a un evento memorabile per voi, per la gente delle Dolomiti e memorabile per l'Italia, che vede oggi iscritti anche questi suoi luoghi meravigliosi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, nella World Heritage List, per scelta del Comitato dell'UNESCO. Perché con le Dolomiti l'Italia raggiunge, lo si è ricordato, il primato di 44 siti iscritti nel patrimonio mondiale dell'umanità. Vi sono tutte le condizioni perché di qui venga un esempio valido per tutto il Paese, che vede purtroppo ferito da troppi guasti ed esposto a seri rischi il suo patrimonio naturale, storico ed artistico.